Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera e benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con Inquadra l'autore, che questa sera è Arcangelo Biai. Come associazione siamo molto felici di poterlo avere qui ospite questa sera e di potervelo proporre, perché oltre ad essere un fotografo molto bravo è anche un fotografo locale, perché è basato su Susegana, quindi è qua dietro. E oltre ad essere un socio di Inquadra, effettivamente. Mi perdoni la dimenticanza. Arcangelo Biai immagino che sia un nome conosciuto da più di qualcuno di voi. È molto conosciuto forse per una parte che è minoritaria per quello che è il suo lavoro, adesso poi magari mi correggerà, perché il suo nome è molto spesso associato a quello che è la promozione dell'area UNESCO, quindi la zona delle colline del Val di Adene e Conegliano, per capirci, insomma, dato che molte delle sue fotografie hanno contribuito a far diventare area UNESCO l'area, diciamo proprio chiaramente, insomma, perché hanno dato un impatto molto importante, insomma. Questa sera però vogliamo andare a approfondire quella che è una parte della sua produzione che è molto meno conosciuta perché è più di nicchia, se volete, che però, prima parlandone mi ha confermato, è più del 50% del suo lavoro normale, ovvero praticamente la fotografia industriale, chiamiamola così, oppure fotografia del lavoro, come abbiamo voluto intitolare la serata, perché dà un po' più l'idea di quello che andremo a vedere, insomma, perché fotografia industriale sembra una cosa fredda e lontana, mentre fotografare il lavoro dà proprio l'idea di quello che fa Arcangelo. E io credo che usciremo da questa serata con un'idea forse della fotografia industriale completamente diversa e con un'idea di qualità molto diversa rispetto a quella che pensavamo all'inizio. Io direi anche che ti passerei la parola, poi magari adesso ti accendiamo, provo a avvicinartene un po', adesso funziona? No. Adesso il nostro volante tecnico farà qualche magia. Prova adesso. Prova. No. Fai il classico gesto tecnico, tap tap. Funziona, direi quindi che o alzi, questo era il mio. Se volete alzare il volume a Arcangelo. Mentre finiamo la parte introduttiva vi ricordo che all'ingresso avete trovato una cassettina per le offerte per l'associazione Inquadra, l'associazione fotografica qui di Conegliano, serve per coprire un po' le spese di organizzazione di queste serate, quindi se vi piace quello che facciamo è un modo simpatico per poter contribuire a quello che è alle nostre fatiche, insomma, ecco. Direi che lascio la parola a Arcangelo, se siamo a posto. Devo tenerlo. Ok, così va bene. Perfetto. La serata sarà un po' interattiva, quindi se avete domande basta che alzate la mano su qualsiasi cosa, curiosità, e io arrivo subito col microfono per darvi la possibilità di parlare con Arcangelo. Bene, a te Arcangelo. Allora, buonasera a tutti e grazie di essere qui. Intanto introduco questa fotografia perché mi collega ad Andrea. Quando Andrea mi ha chiesto le foto per fare la locandina, per fare tutto, mi ha detto: ma non hai foto, non ti fai selfie quando vai a fare i lavori in industria? Cioè, quando vado lì, primo, io ho la mente già puntata per il lavoro che devo fare, e poi non è il caso arrivare nelle aziende e mettersi a fare selfie. Questo è un selfie, questo è uno dei miei selfie, che sono su quell'ombra là sono io, e quindi Andrea, vedi che qualche selfie me lo faccio. Allora, perché ho voluto anche dire lavoro e non foto industriale? Perché la foto industriale è associata spesso anche alla foto di prodotto. Invece quello che io sto facendo è un lavoro, comunque, sono tutti lavori su commissione, è il fotografare il lavoro, cioè il lavoro anche manuale, chi produce, chi costruisce le cose. È una cosa che comunque mi ha sempre affascinato perché sono curioso e a me piace, anche se poi magari quando esco da quel posto là non mi ricordo tecnicamente esattamente come fanno quella cosa, però è sempre un arricchirsi ogni volta che vai, che sia, vedete,
adesso dalla galleria enorme alla vite che fanno che producono la vite che produce vite per orologi, è sempre interessante vedere come vengono fatte queste cose qua. È sempre interessante trovare in questi posti gente comunque appassionata di quello che fa. E niente, io da anni, parallelamente alla foto di paesaggio, faccio queste foto qua. Adesso vado un po' avanti. Allora, cos'è la foto industriale? Tra le mie aziende che seguo ci sono aziende che lavorano nel settore delle costruzioni, aziende meccaniche, anche, non l'ho portato qui stasera, ma anche qualche azienda che fa food. E niente, il mio lavoro consiste nell'andare in queste aziende e documentare quello che fanno e cercare di avere delle immagini utili per la loro promozione, per la loro pubblicità o comunque per la comunicazione aziendale. Allora, quando mi chiedono che difficoltà c'è nel fare le foto industriali, faccio sempre questo esempio qua, questo di fotografare strade. L'azienda che lavora nelle costruzioni spesso mi chiama per fotografare strade. La strada è una striscia di asfalto quando c'è, tu arrivi lì tutto piano e devi trovare qualche spunto, qualcosa da fotografare, perché comunque da professionista tu devi portare a casa il lavoro e non ci sono storie. E è un ottimo esercizio perché alla fine ti concentri, magari perdi, giri quella mezz'ora senza fare niente, cercando di capire cosa, finché cominci a beccare qualche spunto e cominci a lavorare, cominci a produrre delle immagini. Questo è sostanzialmente generalmente il mio lavoro, soprattutto quando vado nei cantieri o vado a fare questo tipo di foto qua. Questa è una foto di quelle fatta dalle parti di Pavia, quindi non è che ci siano anche punti, colline da cui alzarsi per fotografare. Scusate che sono indietro. Tra l'altro lavorare nelle strade, chi fa questo lavoro qua, penso che sia uno dei lavori più duri e più difficili dal punto di vista sia fisico che anche della pazienza, perché quando bloccano le strade o fanno queste cose qua hanno numerosi problemi anche di gente che protesta e altro, quindi c'è il lavoro duro degli operai ma anche dell'architetto, dell'ingegnere del posto che deve tenere a bada anche il resto. Però sì, mi trovo prima di finire il verso giusto. Però sono sempre cose dico io, interessanti e devi sempre a casa con qualcosa di interessante da vedere. Qui stanno costruendo una parte della nuova autostrada che dovrebbe arrivare fino a Montecchio, questa è la parte vicino a Montecchio, e stanno costruendo un cavalcavia. Una cosa che ho notato da una ventina d'anni che io, forse di più, che faccio foto industriali, è il trovare sempre meno italiani e sempre più lavoratori stranieri. Spesso nei cantieri c'è il capocantiere italiano e tutto il resto è un'amalgama di varie nazionalità, ognuna è specializzata in qualcosa. Qui ci sono questi pakistani, mi pare che erano, tutti specializzati nel fare il lavoro di ferraiolo, mi pare che si chiami, di mettere queste cose qua. E ogni etnia fa una determinata cosa nei cantieri. Questo mi ricordo quel giorno che brontolava perché la sera prima c'è stata pioggia e quindi adesso dovevano asciugare tutto il canale che avevamo fatto, dove poi dovevamo fare la gettata di cemento. Qui in questi posti vuol dire lavorare in mezzo al fango, in mezzo alla polvere, al rumore, però documentare questo, ripeto, a me piace. Questo è un altro lavoraccio. Questa persona qua era delle parti di Mestre e piantavano i pali, facevano i buchi per piantare i pali per far passare la strada. Praticamente andavano giù di 20-30 metri e venivano sul fango
continuamente, dovevano fare sti fori per poi fare la gettata e far passare il ponte. E altra cosa importante, spero lo notiate anche dalle espressioni dei visi, quando vai in questi posti qua, quando vai nelle aziende, quando vai soprattutto nei cantieri, devi comunque essere rispettoso e piedi avanti, arrivare quasi in punta di piedi, chiedere il piacere. Io ringrazio sempre quando vado via, perché così hai la collaborazione di chi ce l'ha. Tu non puoi fare le foto senza avere la loro collaborazione, non puoi fare le foto, non puoi in qualche maniera sfruttarli per il tuo interesse. Se la foto non puoi farla, lasci stare, non è che devi fare a tutti i costi la foto che tu hai in mente, ti devi adattare di volta in volta alla situazione che hai davanti e alle persone che hai davanti, perché quando torni la volta dopo hai più facilità nel lavorare. Se invece cominci a essere rigido e a comportarti in maniera piuttosto insolita, la volta dopo è difficile che tu possa lavorare bene, ecco. Però questo è importante, ma è una regola secondo me giusta, che vai in casa di altri e il modo di comportarmi è quello, essere rispettosi, chiedere piacere e chiedere se puoi fare una cosa, se non puoi farla. Altra cosa che negli anni è cambiata notevolmente sono i dispositivi di sicurezza. Se penso a cosa facevo 20 anni fa, più di 20 anni fa nei cantieri e come potevo andare nei cantieri, e penso adesso, credo che arrestino me e tutto il cantiere, perché si entrava senza caschetto, senza dispositivi di sicurezza, andavi su per le impalcature senza nessuna sicurezza. Adesso tu non puoi entrare in cantiere senza tutti i dispositivi di sicurezza a posto, caschetto, scarpa antifortunistica, giubbetto, carta di frangente. Senza di questi non entri. In certi cantieri più grossi, poi vedremo alcune foto, tipo il cantiere dell'ospedale di Treviso, devi anche lasciare i tuoi documenti e devi anche registrarti. E quindi giustamente molte di queste cose sono cambiate, e ho visto nel corso della mia storia professionale, ho visto queste cose cambiare, modificare. Difatti rimango ogni tanto, quando sento parlare di incidenti sul lavoro, magari in situazioni che io ho visto, tipo cantieri edili, no? Mi chiedo come possa succedere ancora adesso che qualcuno muoia in quei posti là, con tutte le attenzioni che si dovrebbero avere. Probabilmente a volte per non fare, per far prima, si perdono di vista alcune cose essenziali. Poi te li fanno notare quando sei in cantiere, capisci il perché è meglio usare scarpe, caschetto, è meglio farsi accompagnare in certi posti piuttosto che andare da solo. Tornando sempre alle strade, una cosa divertente, qui siamo in provincia di Cremona, sì. Avevo già fatto le foto che avete visto prima, mi hanno rimandato a fare le foto finali della strada, e quindi mi trovo con l'ingegnere responsabile del cantiere la sera per fotografare questa strada che era ancora chiusa e finita. Mi fa: guarda che se vuoi ti faccio accendere le luci, e se vuoi andare stasera, dopo c'era alle 9:30, a fare le foto, falle pure. E quindi, ok, questo è il vantaggio di aver lasciato un buon segno prima. Ti danno a disposizione questa cosa, quindi io ho girato per 2 ore da solo, mi sono anche perso, a un certo punto non capivo più come uscire perché la strada era chiusa. Ho detto magari arriva qualcuno, carabinieri, qualcuno che vede questo imbecille che va avanti e indietro per questo pezzo di strada. Però ho fatto delle foto interessanti. E poi nei cantieri me le chiedono poi anche. Non faccio solo le foto tecniche, a me non chiedono di fare, di solito mi mandano a fare le foto nei cantieri, ma non mi danno delle indicazioni precise. Non è che mi dicono voglio quella foto, voglio quest'altra, vai lì, fai le foto, tanto sappiamo che sono anni che lavori con noi, quindi sappiamo cosa serve. E tra queste cose ci sono anche, spesso hanno piacere di avere i ritratti delle persone che lavorano, che è una cosa anche a me è interessante, piace, che è diverso per fare la foto, solo la foto d'architettura, e non fare le foto di chi ci mette le mani lì. Prima era un kosovaro, mi pare, a Torino, qui siamo dalle parti di Bolzano e stavano ristrutturando una scuola, e a me piaceva sta scena di questa persona che
doveva buttare via il muro, però c'era ancora questo disegno fatto dagli studenti di questa scuola, non mi ricordo se è professionale o media, e mi piaceva questo contrasto tra le due cose. Anche questo è un lavoro, cioè questo qua per 8-9 ore mangia altro che polvere, perché fa altro che grattare, ha la tuta così, però la polvere entra dappertutto, credo. Anche questa è una cosa, c'era questa sala enorme, a volte chiedo se per piacere possono mettersi a fate finta di misurare, alcune cose si possono fare mentre uno lavora, alcune cose si possono un po' pilotare. Mi piaceva questa cosa di questo salone grigio completamente con questo omino in mezzo che misura. Poi in genere quando dopo un po' che sei lì tutti sono disponibili per le foto. Qui siamo a Milano, dove c'è adesso lo Starbucks, mi pare, sì, e stavano ristrutturando questo palazzo. Ero lì che giravo e dovevano tagliare questi travi e era molto bella questa scena di queste scintille che vengono via. Ecco, in questo caso, quando i cantini sono interni o altro, oltre allo zaino con l'attrezzatura fotografica mi porto via nel cavalletto. Il lavoro industriale, lo dico, non è un lavoro leggero. Vai via con un sacco di roba perché non sai mai cosa ti serve, magari ti serve quell'obiettivo, quella luce per fare una foto e devi averla, col doppio di tutto, perché se ti mandano a Milano, a Torino o a Roma a fare le foto, non puoi dire si è rotta la macchina e non posso più fare le foto. Quindi questo è il minimo. È un lavoro in questo caso qua non è un lavoro per appassionati, qui bisogna essere professionisti per lavorare nel mondo dell'industria, soprattutto a certi livelli, per i motivi che vi ho detto prima, perché comunque bisogna avere tutti i dispositivi di sicurezza, bisogna essere riconosciuto e avere un'attività per poter entrare in certi posti e soprattutto uno magari ti incarica di fare la foto di quella, ad esempio di questa situazione qua, che il giorno dopo non c'era più, e deve essere certo che tu gliela fai e gliela porti a casa e deve essere sicuro che un professionista lo garantisca rispetto a un altro fotografo. Quindi non è per far sembrare questa fotografia una cosa di casta, ma proprio ci sono varie motivazioni tecniche che fanno in modo che questo sia un settore dedicato solo alla fotografia professionale. Qui siamo sempre i cantieri, le case di riposo, le scuole, hanno anche la parte idraulica, la parte di riscaldamento, quindi ci sono queste, ultimamente mi capita di fotografare queste enormi sale piene di tubi di acciaio, che sono le sale comando per quanto riguarda tutto il riscaldamento dell'edificio. Ultimamente, negli ultimi anni, ho fotografato un sacco di case di riposo. Anche questo mi fa capire dove stiamo andando come interesse economico, diciamo. Qui siamo a Torino, sempre a Torino questa azienda ha preso vari palazzi che erano della Fiat e li sta ristrutturando per fare grandi case di riposo. Qui stanno dando indicazioni. Qui siamo invece a Trieste, hanno ristrutturato l'hotel Hilton di Trieste, mi pare che si chiami, sì, un hotel importante a Trieste. E anche questo ero in cima sul tetto e questi buttavano del cemento su questa macchina, non c'era ancora il Covid, quindi la mascherina è proprio per la polvere. E quindi questa è una bella storia. Sono sempre a Torino e come faccio ogni tanto ho il mio giubbetto catarifrangente, ho il caschetto, chiedo, senti, puoi metterlo su così ti faccio la foto di spalle, perché l'azienda vuole sempre avere qualche riferimento dell'azienda. E questo si è girato tutto contento, ma sì, lo metto su volentieri perché ho appena parlato col titolare, domani mi assumono, quindi domani comincio a lavorare, non sono più precario, e questo era orgoglioso di farsi fare la foto con questo giubbetto. Anche queste sono cose che ti rimangono, sono passati 4 anni ormai, però sono cose che a me rimangono perché senza di queste persone qua noi non abbiamo case, non abbiamo chi ci costruisce le strade, gli edifici. È bello sentire questo orgoglio, questa passione nel fare le cose.
problemi tecnici anche lì della fotografia, ti dicono oh, vai a Bolzano 2 giorni a fotografare questo e questo. Purtroppo il meteo non è che io possa comandarlo e capita che vai su e piove tutta la giornata, però io sono un tipo cocciuto, insistente e di solito aspetto fino alla fine. In questo caso a fine giornata è uscito un barlume di luce, una specie di tramonto da quel cielo e sono riuscito a fare la foto che serviva. A volte capita anche di prendere l'ultimo treno che torna a casa da Roma o da Milano per fare i notturni, perché magari durante la giornata il cielo era grigio, non era... E anche questo fa parte di quel di più che devi dare quando fai queste foto qua. Non devi accontentarti di fare solo quello che ti chiedono, ma devi sempre ogni volta dare qualcosa di più, solo così riesci a continuare a lavorare, secondo la mia esperienza e il mio punto di vista. Qui siamo a Selva di Val Gardena, fate conto che ho fotografato, hanno rifatto la piazza e hanno fatto, è molto bello anche, hanno fatto un palco all'aperto in centro a Selva. Qui era in dicembre. Allora, stavano mettendo giù i tubi di gomma. Per riuscire a piegare i tubi, per metterli giù bene, usavano la femorsidica perché era tutto gelato e dovevano usare la femorsidica per sciogliere un po' i tubi e renderli più malleabili. Qui vedete che sembra dentro, lavorano anche tutto il giorno, erano meno 10, meno 15 come temperatura. E il risultato poi è bello perché io faccio le foto mentre costruiscono la cosa, ma mi mandano a fare quando tutto è finito. E anche questa è una bella soddisfazione, vedere il proseguire e fotografare queste cose che nascono, che crescono e che vengono realizzate. Questo è il parte della piazza che hanno fatto, perché poi hanno fatto un garage, hanno fatto una cosa enorme, vista dopo 2 anni. Qui invece siamo a Treviso, dentro il cantiere dell'ospedale di Treviso, quello nuovo. Anche qui ho visto passare questo operaio e io torno indietro un attimo che ti faccio, perché era bellissimo vedere il riflesso, cioè dal punto di vista fotografico era una scena molto bella e quindi sono riuscito a farlo, ho fatto andare avanti 2 o 3 volte finché ho fatto la foto finale. Oppure su poi mentre stanno gettando per fare uno dei piani dell'ospedale, a me piace anche cercare dei punti di vista alternativi, delle situazioni anche anomale, e sempre quando vado in questi posti qua non ho nessuno che mi dice cosa fare, sono solo io che devo sforzarmi per trovare sempre degli spunti, delle immagini da produrre. E questa è una foto che mi piace particolarmente per come l'ho fatta, per come è venuto, perché sti omini in questo piano sembrano quasi delle peline. E poi anche qui una cosa interessante, un giorno mi chiamano, senti vai giù che devi fare le foto, devi fare un po' di ritratti a chi lavora lì, vabbè, vai giù, ho fatto i ritratti praticamente a tutti, tanti mi hanno chiesto ma le foto ce le mandi, poi ogni volta devo dire che parlino con l'azienda. Io non posso, anche lì, io faccio le foto per un cliente e le foto le do solo al cliente, io non posso prendere le foto e distribuirle a tutti senza l'autorizzazione del cliente. Questo fa parte della professionalità che devi avere e quindi cerchi di fare buon viso a cattivo gioco. Però sono tutti quanti disponibili quando devono fare, soprattutto gli stranieri, sono contenti di farsi fotografare. Ed è anche l'orgoglio che ci mettono nel mettersi in posa. E poi queste foto, non so se siete passati per l'ospedale di Treviso, questa è una foto aerea, poi faccio vedere le altre. Faccio un piccolo preambolo qua su questa foto qua. Allora, per queste foto qua io mi sono fatto aiutare da un pilota professionista, un pilota di drone professionista. Volare col drone non è una cosa semplice, non è che tu puoi alzare il drone dove vuoi e volare, soprattutto di questi tempi. Perché ci sono in alto, in cielo, ci sono tanti altri che volano.
quindi devi avere delle autorizzazioni speciali, devi fare richiesta, devi aspettare a volte anche 40 giorni, 2 mesi, perché l'ENAC, che è l'ente nazionale volo, ti possa rispondere, ti dica sì, puoi volare quel giorno a quell'ora. Qui all'ospedale di Treviso abbiamo a che fare con l'eliporto che è attaccato, con l'aeroporto civile e l'aeroporto militare di Strada, quindi è al centro di 3-4 corridoi aerei. Tu fai alzare il drone e crei ancora più confusione se non sei autorizzato. E quindi questa cosa qua o le fai così o non le fai, o le fai se sei autorizzato oppure non le fai assolutamente. Ho fatto 2 servizi fatti col drone la mattina presto, ovviamente, per non creare, addirittura ci siamo messi in contatto con quelli dell'eliporto, del soccorso, ci hanno detto se per caso partite avvisateci che noi veniamo giù subito col drone, non facciamo niente, perché anche questo vuol dire bisogna lavorare in sicurezza, anche questa è sicurezza. Se tu vai lì per fare le foto col drone, non hai fatto nessuna domanda, rischi di creare disagio o comunque di creare incidenti, una cosa importante è che se succede qualcosa col drone non è responsabile solo chi è il pilota del drone, ma anche il committente, quindi rischiano di chiudere il cantiere perché uno ha fatto le cose senza farle in regola. Poi io mi meraviglio, purtroppo questa è una piccola parentesi, di gente che compra il drone e poi va a volare senza nessuna preoccupazione. È come guidare la macchina senza partenza e senza assicurazione. Si può fare, Ecco, queste sono le foto che poi hanno appeso, sono ancora fuori, credo, all'ospedale di Treviso. Hanno usato tutte le foto, è un po' anche un modo per rendere importanti i lavoratori. Erano quando sono tornato lì che le foto erano fuori, si prendevano in giro, lui ha 3 foto, io neanche una, ha già trovato la fidanzata grazie a quella foto là, sì, insomma. Questo invece è il sito dell'altra sede altoatesina dell'azienda, dove erano tutte foto mie. Anche qui, tra i complimenti più belli che conservo, che mi ha fatto un cliente, mi hanno fatto dei clienti, è quello di questa azienda qua. Quando ho chiamato dopo i primi 2 servizi per dire se è tutto a posto, se le foto andavano bene, il ragazzo che è questo ego che mi chiama sempre, mi fa: ma guarda che le tue foto, spesso grazie alle tue foto vinciamo degli appalti, perché con le tue foto riusciamo a mettere in evidenza la qualità del nostro lavoro. Questo è uno dei complimenti più belli che io ho ricevuto, perché considero il mio lavoro non un lavoro dove io vado lì per far vedere quanto bravo sono, per fare delle belle foto, ma siccome è un lavoro su commissione, cioè mi pagano per andare lì, devo fare delle cose che siano anche utili, che servono a qualcosa, altrimenti è solo un raccontarsela. E quello che cerco di fare io è quello di mettere la mia capacità fotografica, il mio modo di vedere, però a disposizione di chi mi chiede di fare le foto. Devono essere foto che in qualche maniera raccontino qualcosa e che facciano vedere determinate cose. Se non fanno questo, se fanno solo vedere quanto bravo è il fotografo, sono foto inutili. Sempre con questa azienda, e queste sono foto che potete vedere qui e basta, non posso neanche dirvi dove le ho fatte, perché anche questo lavoro industriale comporta anche questo. Spesso capita di fare delle foto di certe cose o di certi luoghi dove che non puoi pubblicare, che non puoi usare perché ci sono o segreti brevetti da nascondere, oppure come in questo caso ci stanno facendo una galleria e come tutte le grandi costruzioni ha i pro e i contro, ha gente che protesta, ha gli ecologisti di Calcagna e tutta una serie di cose. Quindi mi ho detto: senti, io siccome volevo fare le foto dentro in questa galleria, io posso, sì, vai a farlo. Quando le ho fatte vedere, sì, però le foto per favore non pubblicarle, non usarle, non so fino a quando, tientele per te e basta, mi ha detto. Proprio per questi problemi qua. Però la soddisfazione di andare dentro e vedere una galleria lunga 4 km, fatta sotto una montagna, però è piuttosto emozionante arrivare lì. Caldo e umido dentro, gente che sta lì dentro 8 ore chiusa, fanno turni di 8 ore, 3 turni di 8 ore, perché non possono fermarsi. E questi sono minatori sardi. Ci sono i minatori che sono specializzati in queste cose, in queste operazioni qua. E vanno
E questo è l'ambiente dentro la galleria. Fatemi domande se... Altro, ho messo una foto solo, altro servizio strano che ho fatto, strano e divertente, questo è l'aeroporto di Brescia. Praticamente mi hanno chiamato per fare le foto, per documentare l'arrivo e la partenza dei cargo all'aeroporto di Brescia, dalle 10 di sera alle 4 di mattina. Un po' di caffè, però tu eri lì a fotografare esterno, non avevo mai visto tanti aerei così come quella volta. Il problema era che ogni volta che entravi e uscivi dal check-in dovevi fare il check-in, mettere le borse sul tapis roulant, ripassare ogni volta che entravi e uscivi. Però in cui scopri un mondo nuovo, scopri come arrivano i nostri pacchi, da dove arrivano e in che modo poi li distribuiscono. E questo è un altro, il biogas, c'è un mio cliente che fa impianti di biogas. Il biogas spesso è fatto vicino alle stalle, grandi stalle, quindi le mucche fanno parte di questo, contribuiscono alla produzione di questo gas. E lì vicino c'è la stalla, ho fatto anche le foto anche le foto delle mucche servono all'azienda per la propria comunicazione, e trovavo simpatica questa foto qua di questo ritratto di questa mucca. Tra l'altro l'ho pubblicata questa l'ho pubblicata non so se su Instagram o Facebook. Mi ha scritto un indiano che fa anche lui impianti di biogas, se poteva usarla per quella di Instagram, per mettere sul suo profilo. È stata che capitano queste cose divertenti a volte anche. E questi sono gli impianti che sono dei grandi bacini praticamente che vengono fatti. Qui abbiamo quello di Borgo Luce, un esempio. Questi sono ancora più grandi, fanno questi grandi cilindri che poi vengono coperti e dove dentro si crea il biogas. Questa è la vista dall'alto. Dall'alto fatta da una gru che avevano un cestello. Io ho anche, tra l'altro, ho fatto il rinnovo l'anno scorso, ho anche il patentino, o come volete chiamarlo, per lavori in quota, per poter salire sulle gru, sui camion, quelli col cestello, queste cose qua, perché anche senza di questo io non potrei fare le foto. È successo che io e un collega abbiamo fatto tutta una campagna fotografica sugli affreschi di Treviso e mancavano delle foto da fare dove dovevamo salire in alto. E niente, dopo mesi che chiedevamo di poter farci accompagnare dagli operai del comune per andare su, ci è toccato farci il corso e fare il patentino, perché anche se vai su accompagnato non puoi andare su da solo per motivi anche lì di sicurezza. E vabbè, è una cosa in più che se capita in qualche azienda di dire io sono in regola, datemi il caschetto, l'imbrago e io non ho problemi da su qui. E questo è l'interno di questo impianto con queste valvole, e mi piaceva questo omino che camminava in mezzo a tutti queste cose strane. Questi sono sempre impianti di biogas in Sicilia. Praticamente fanno il biogas con gli scarti degli agrumi. In questo caso, in un altro posto facevano il biogas con gli scarti dell'umido praticamente. Siamo in mezzo alla Sicilia, in mezzo a campi e basta. Questa è la dimensione di dove tengono le cose a macerare praticamente. E qui entriamo nelle aziende. Questa è un'azienda che produce le botti, quelle per la pulizia delle strade, la pulizia delle navi. E anche questo è interessante, questo saldatore dentro questa botte praticamente. Il blu è dato dal colore della saldatura, in questo caso spesso mi porto via anche delle luci nelle aziende per poter dare una impronta un po' più personale, caratterizzare un po' di più le foto. Si possono fare le foto anche con la luce che c'è, ma se riesci anche a pilotare in qualche maniera la luce per dare la tua personalità nelle foto è un po' meglio, poi vedremo anche.
Anche qui questi camion finiti, e questi mi chiamano per fare le foto dei camion prima che vadano via, che vengano venduti. E qui non sembra, ma qui ho usato 3 luci, ho l'assistente, spesso mi porto via, perché altrimenti questo effetto luminoso non ci sarebbe. Siamo anche in controluce perché il sole è davanti al camion, però in questo caso non è solo per rendere interessante il camion, è che usare le luci, usando le luci io riesco a mettere in evidenza tutti i dettagli, le piccole cose che sono sul camion, i tubicini, queste cose qua. Il cliente quando fa vedere questa cosa qua riesce a vedere tutto, quindi non è solo il farlo bello, ma è rendere visibile tutto il possibile per far capire come è fatto questo prodotto, praticamente, che se è un banale camion per la polizia. E questa cosa qua però non me l'ha chiesta il cliente, questo è un esempio di cose che ho fatto io di mia iniziativa, non me l'ha chiesto il cliente. Dopo le prime volte che fotografavo questi camion mi ero accorto che se non portavo via qualche luce in più non si deve, cioè non puoi usare Photoshop finché vuoi, però la qualità delle foto non era eccezionale. Ho cominciato a usare le luci e il cliente chiama ancora me per fare le foto da 12 o 13 anni, perché poi anche metterle, ogni situazione, ogni camion, non è che abbia prestabilito un set, dica boh, ok, quando vado lì so già dove mettere le luci, no, ogni volta è una cosa nuova, ogni volta è faticoso perché vai via con la macchina stracarica di roba, però poi tiri fuori delle foto che altrimenti non riusciresti a fare e che pochi fanno. Questo è un altro esempio, questa è la copertina la copertina che poi ho usato per un catalogo che hanno fatto loro. Anche questa è una messa in scena un po', siamo andati da Grigolin, questo è l'autista del camion, si è messo lì in posa, e però la situazione era interessante, con il grandangolo ho messo in evidenza questo tubo enorme. Anche qui hanno un piccolo particolare, hanno il camion da fotografare e ti dicono boh, dobbiamo andare la prossima settimana quando va bene, perché spesso è fra 2 giorni, e troviamo un posto dove andare, quindi tu devi pensare a dove portare sto camion. Anche l'ultima volta devi pensare che se può passare per quella strada o non può passare, e quindi tu da fotografo devi anche organizzare queste cose qua e chiedono a te perché sanno che comunque qualcosa fai. Se hai qualche dubbio, sei titubante e non porti a casa la foto, il camion quando arrivano in azienda è già venduto, non hanno il tempo per fare la foto di nuovo, devi aspettare che facciano un altro camion, però intanto hanno pagato l'autista che è uscito, il ragazzo che sta insieme all'autista per far funzionare questa cosa qua. Sono dei costi che anche l'azienda quando fa queste cose qua, quindi tu devi garantirgli le foto, non solo delle foto buone, ma anche devi garantirgli che non hanno perso tempo e soldi oltre al servizio fotografico. Altro posto interessante, poi alla fine vi farò vedere altre foto di questo posto, in fonderia, la fonderia che c'è nella zona di Vicenza, quando si arriva a Vicenza Ovest, che si vede lì dall'autostrada. È un posto dal punto di vista fotografico fantastico, per i fotografi è pieno di luci, di fumo, di tutto. Dal punto di vista lavorativo è una roba massacrante, nel senso che tu hai contrasti, qui era dicembre, tu passavi da 30-40 gradi vicino al ferro caldo a 0 gradi dove c'erano, perché sono aperti, è aperto qui in fondo il capannone, quindi hai continuamente sbalzi termici, polvere di tutti i tipi, rumore assordante, e la gente lavorava lì, addirittura quelli che erano addetti quelli che erano in cabina addetti a far partire la caldaia che poi andava a fondere il ferro, i rottami di ferro, mi raccontava che anni prima era esplosa questa caldaia e lui ha fatto qualche mese di ospedale a causa di questo incidente, però era ancora lì perché ha detto io faccio questo lavoro qua, non penso, non mi immagino fare qualcos'altro, io sto qua perché mi piace questo lavoro. Quindi grazie a questi, perché c'è qualcuno a cui piacciono delle cose che magari noi diciamo io dopo 2 giorni qui impazzisco, invece c'è gente che per abitudine o perché proprio gli piace rimane lì.
È un altro tipo di fonderia qui un po' più tranquilla, qui fondono le barre di alluminio per fare i profili delle finestre, queste fatte recentemente anche. Anche qui ho usato almeno 2 luci per fare questa foto qua. Poi quando vado, oltre a fare le foto, se mi giro e vedo delle cose interessanti, io non è che no, questa non serve, anche a volte faccio delle cose apparentemente inutili, però che a me piacciono molto. Questi qua sono dei lingotti di, non so se di alluminio o di un altro materiale, che erano tutti accatastati e li trovavo molto interessanti. Erano texture che mi piaceva. Oppure i cavi, i fili di ferro, le bobine di ferro che arrivano, tutte accatastate e che creano questa situazione stranissima per me. Il ferro poi quando arriva viene, questa è la macchina, qualcuno la conosce, questa lastra di ferro è alta 2-3 cm e per tagliarla non bisogna di avere dei macchinari particolari per tagliarla, quindi viene messa su questa specie di tapis roulant e attraverso il laser viene tagliata, sagomata a seconda del bisogno. Questi fanno le benne per le ruspe praticamente. Ecco, un'altra foto tra virgolette inutile, sotto questo tapis roulant che vado a vedere, l'azione del laser che crea è questo, con la luce che arrivava dal portone ha creato questo, sembra quasi un paesaggio spettrale praticamente, e non posso non farlo, poi magari non la usano, poi intanto raccolgo anche queste foto qua, è più forte di me nel farle. Questa è sempre la stessa azienda, qui piegano invece la stessa lastra, viene piegata. Qui sono degli indiani che lavorano. L'ultima volta sono andato un paio di settimane fa, anche lì, per parlare anche lì c'è solo il titolare e qualche responsabile che è italiano, gli altri devi parlare con calma, piano, perché non capiscono tanto l'italiano e quindi devi avere un attimo di pazienza. Ecco, vedete come. Anche qui sono riuscito a mettere una luce, tecnicamente parlando, una luce a destra e una a sinistra, perché era importante far vedere dove c'è la piega. Senza una luce supplementare non si vedeva questo effetto qua. E queste poi sono le cose finite. Qui stanno sempre saldando queste grandi penne. È importante anche far vedere l'uomo in questi casi qua, fa proprio vedere le dimensioni dell'oggetto. Se io faccio l'oggetto da solo senza niente, magari non riesci a renderti conto delle dimensioni reali di questa cosa. Invece qui è molto importante far vedere anche questo. E anche qua le luci servono per rendere più evidenti i segni che ci sono sul metallo. Altre cose, foto inutili che faccio, erano tutte le targhe, era una lavagna magnetica dove appiccicavano queste cose che probabilmente sono delle cose che mettono sui prodotti che fanno, però erano tutti messi come a caso. Un altro, questi fanno invece silos per cereali, punti di vista strani che trovo sempre nelle aziende mentre giro. Questa luce rossa che vedete non è, sì, è interessante, però è la luce di sicurezza, nel senso che se io passo davanti la macchina si blocca. È uno dei tanti sistemi di sicurezza. Magari molti di voi lavorano già in queste fabbriche, in queste aziende. A me capita di andare sottolinamente, però non vedo solo questo, ma vedo tante aziende, quindi riesco a farmi una panoramica di come funzionano queste cose qua. Questo stanno prendendo le catene per appendersi poi su questi grandi silos. Saldatore. Questo è un personaggio, questa azienda c'era questo signore che saldava e
ormai forse l'occhio abituato, l'esperienza, mi fa capire un po' come sono le persone. A parte che già dalla faccia, a vederlo qua, è un buono. Però io sono rimasto impressionato, qui sta lavorando, lui è un senegalese e l'altro ragazzo è un kosovaro, e stanno lavorando insieme, però a me ha colpito il modo che aveva questo signore, che era più esperto, nel spiegare e nell'insegnare all'altro come fare il lavoro. Cioè proprio davvero maestro, e non da quello più vecchio che insulta, che proprio veramente con pazienza, con calma e con serenità, e sono belle queste cose qua. Io vengo, non l'ho detto prima, ma prima di fare fotografo ho fatto 8 anni in fabbrica, in una fabbrica. In quegli anni là, diciamo che le norme di sicurezza e tutto il resto lasciamo un po' desiderare. In più arrivi che 15 anni dentro in quelle aziende, insomma, non è proprio bellissimo. Però è un'esperienza che ho fatto e poi ho cambiato. E vedere queste cose qua adesso mi fanno altro che piacere, perché io le paragono sempre alla mia esperienza che ho avuto. Difatti sono andato via perché non mi piaceva dove ero, anche come ambiente praticamente. Però mi fa piacere vedere che qualcosa è cambiato, perché si può comunque lavorare, si può comunque produrre qualcosa senza dover prendersi in giro, insultarsi, fare delle cattiverie, queste cose qua. Si può lavorare tranquillamente, serenamente, senza grossi traumi. Poi ovvio che capita che c'è il nervosismo, c'è il lavoro da fare urgente, queste cose qua. Però anche lì ho imparato già a vedere, quando arrivo nell'azienda, che tipo di azienda è. Capisco subito se l'azienda è una di quelle un po' più agitate rispetto ad altre. Qui siamo un'azienda che fa cucine per ristoranti. Anche qui le 2 luci, ho un assistente che mi spostava le luci. Le 2 luci mi servivano per rendere evidente questo telaio. La luce neon, che è quella che c'è in tutte le aziende, è bruttissima dal punto di vista fotografico, perché è dall'alto, è una delle peggiori luci che c'è. Sì, puoi fare delle cose, però non riesci a rendere evidente sia il lavoro ma anche i materiali se non usi qualcos'altro. Anche qui non è che me l'hanno chiesto, ho detto io vengo, faccio le foto, non gli dico per fare le foto devo fare questo, io faccio le mie foto praticamente. Anche qua c'è un operaio addetto a un tornio e ho messo solo una luce di fronte, è bellissimo come ritratto, l'ho trovato molto interessante come ritratto di questa persona. Senza questa luce era tutto buio lui, per quanto tu aumenti l'esposizione o altro. Qui una cosa curiosa, il cartello che vedete dietro, sono lì che faccio le foto, ma quella dietro è una mia foto che ho fatto alle Fontane Bianche. Chissà come l'avrà, perché le foto le ho in un'agenzia di immagini. Si vede che l'hanno comprata e l'hanno messa là, non è l'hanno messa là, quindi è doppia sorpresa, quindi c'è il paesaggio e l'iniziale insieme, tutti e 2 prodotti miei. Le mani sono molto importanti nel lavoro, quindi spesso mi concentro anche sulle mani, che controllano i pezzi, che guardano. Vedete come si vede, anche il fatto che si vedono le mani sporche, le mani consumate anche dal lavoro. Oppure in alcune aziende ci sono i reparti di controllo qualità, che mi affascinano, perché tu sei in azienda, sei in officina, improvvisamente vai dentro che sembra di andare in un ospedale dove tutto quanto è pulitissimo, tutti in camice bianco, e che fanno il controllo dei prodotti per vedere se i prodotti sono finiti bene, se hanno dei difetti, se hanno... Oppure sempre le cose tra virgolette inutili che faccio quando giro per l'azienda e trovo delle cose da fotografare. Sono cassetti, credo, per le cucine del ristorante. Questo è praticamente, sono 2 rotoli di rete appoggiati per terra su uno scaffale, e ho detto all'assistente mettici la luce da una parte e alla fine crei una foto stranissima, riesci a vedere
trovarsi delle cose stranissime se hai l'occhio di vederle, come qua un insieme di oggetti metallici, oppure questi qua. Qui non ho scoperto niente, non ho pulito niente, ho fotografato quello che c'era. Oppure è una macchina che produce pezzi metallici e era stranissima sta cosa dove c'era il riflesso dell'azienda dentro la macchina. Qui un tornio che però il movimento del tornio con la luce che c'era ha creato questa foto stranissima che a me piace molto, non so, non fa vedere niente, però a me fa vedere tante cose. Oppure ripreso un po' sempre alla ricerca di inquadrature particolari e strane, e questi fanno cassette elettriche praticamente su misura, sempre punti particolari. Alcune aziende mi lasciano proprio dopo le prime volte che vai a fotografare, quando torni ti dicono gira, fai tu quello che vuoi, hai la massima fiducia, e anche questo è bello e interessante. Questa è una di quelle aziende dove io giro e cerco di cogliere delle foto a volte senza farmi notare, quasi di nascosto, per cogliere quello che è il vero clima del lavoro, perché quando metti in posa un po' le persone un po' qualcosa falsi. Invece così riesci a catturare qualcosa dell'ambiente vero. Qui siamo qui a Disottica, e questa cosa mi piaceva molto, perché ci sono questi reparti dove fanno le minuterie, le viti per gli occhiali, quelle piccolissime, hanno queste barre lunghissime che vanno sul tornio e vengono fatte queste viti. E c'era questo operaio in mezzo, mi sembrava di vedere le fabbriche di cotone di vecchia memoria. Sempre momenti presi in quest'altra azienda. Questi sono anche questi momenti interessanti, perché qui non si erano quasi accorti di me, stanno controllando qualcosa sulla macchina che stavano azionando, e mi piace questa tensione, queste pressioni di visi che fa veramente vedere com'è anche il lavorare, la preoccupazione quasi che senti. Nessuno che vuole qualche domanda in più? Sempre altre angolazioni che cerco di trovare. E anche qui, quando mi hanno chiesto di fare delle foto in questa azienda, sì, ci hanno delle foto per il sito internet nuovo, e anche qui gli ho detto sì, ok, posso venire e proporti qualcosa un po' di diverso dalle solite, ma vedi, fai, e poi sono rimasti contentissimi, perché tra la foto, scusate, questa è con luce che c'era, e queste foto qua è un'altra cosa, cioè dai una personalità in più anche al lavoro. Anche questi ritratti qua fatti con le due luci sono tutta un'altra cosa, secondo me, dopo. E sempre si cerca di mettere in evidenza sì il viso, ma anche il lavoro che fanno. Stavo andando via, poi ho visto che stava facendo questo lavoro qua e ho detto fermati un attimo, che era molto interessante questa situazione qua. Io avevo già fatto le foto prima, però questa poi è la foto migliore. Anche qui mai mollare, nel senso che sei sempre pronto, non puoi dire boh, le foto le ho finite e andiamo via, no, può esserci sempre che all'ultimo momento hai la foto più interessante da fare e la fai, magari hai messo lì le luci, le torni a tirare fuori tutte quante e fai quella foto lì, perché è così che deve essere il lavoro, secondo me. Insistere finché hai tirato fuori le foto che tu consideri importanti. Anche questi piccoli dettagli, però con la luce giusta riesci a renderli, dargli giustizia, insomma, anche a dei
sono dei fili banali, però riesci a far vedere almeno come la precisione con cui vengono fatti. Queste che sembrano le mani di un pianista dentro un quadro elettrico. Le mani. E praticamente questa azienda è una delle prime che ha usato il tablet per passare i disegni tecnici dall'ufficio tecnico agli operai che andavano a creare i quadri elettrici. E quella è la prima volta che ho fatto le foto di questa azienda, ho cercato una foto che potesse riassumere questa caratteristica e l'ho trovata non è che l'ho messo io, c'era questo filo che pendeva sopra un tablet spento e ha creato questo effetto, questa foto che riassume quello che è questa azienda praticamente. Poi arrivano anche i magazzini verticali, questo è uno piccolo, questa è l'altra parte, però questo praticamente è un magazzino verticale alto 4 piani praticamente. E questo è il carrello che sta venendo verso di me, che va tutto computerizzato, uno arriva lì e chiede dallo scaffale quel pezzo là piuttosto che un altro. E è enorme. Questa è un'azienda qui vicino in Crevada. Fanno praticamente, queste sono le coperture termiche per le macchine a caffè, mi pare di aver capito. Comunque sono cose che vengono fatte, c'è una pasta particolare che viene poi scaldata e fusa e messa negli stampi in modo da creare questi stampi qua. Questo è uno stampo appena uscito dal forno. Questi sono altri stampi e ne fanno tantissimi tra l'altro, che sono scatoloni pieni di questa cosa qua. Poi a volte vai nelle aziende dove tu non immagini mai che ci siano aziende che fanno queste cose, che fanno altre che poi vedremo, eppure ci sono e magari sono leader mondiali in quella cosa lì. Questa è un'altra delle foto inutili, c'è uno stampo in mezzo a questi scaffali gialli, però è troppo bello, troppo ordinato per non fotografarlo. Oppure questa cosa qua, questo è una cabina dove iniziano le cose, però questo pezzo nero su nero era interessantissimo. Questa azienda mi ha chiesto espressamente di fare delle foto anche particolari di quello che c'era. Allora arrivo lì, c'è un'azienda piccolissima, confusione dappertutto perché è piccola e quindi le cose le mettono dove stanno, non riescono a... e ho dovuto cercare con la fotografia fare un po' di ordine. Questi sono degli stampi o delle misure per degli stampi che usano o che hanno usato e poi hanno lasciato lì perché magari li hanno usati 2 o 3 volte, poi il cliente non ha più ordinato queste cose, e sono queste cose in metallo che sembrano quasi degli scheletri di un qualche museo di natura dove vedi questi scheletri di dinosauri messi là, e anche qui li ho messi in evidenza grazie a delle luci che ho usato. Questa è un rotolo di rete banalissima e anche qui appena l'ho vista e ho trovato un'immagine. E molte aziende come questa cercano anche queste immagini qua perché nel sito non servono solo le immagini del prodotto, ma servono anche delle immagini che facciano da sfondo, che raccontino un po' comunque il loro lavoro attraverso queste cose quasi astratte. Oppure il far vedere il pezzo di metallo, per farlo vedere così, per far vedere questa trama del metallo, devi mettere la luce in una certa maniera, altrimenti non viene fuori questa cosa qua. E se non viene fuori questa cosa qua è un pezzo di metallo qualsiasi. E questi praticamente prendono questi pezzi di metallo, queste biglie di ferro e poi ci mettono la plastica attorno che la formano. Allora mi hanno spiegato che hanno tutte le loro ricette chimiche per fare queste cose e ogni tanto qualcosa salta, nel senso che non va bene o diventa friabile o questa plastica non va bene. Mi hanno raccontato che una volta non capivano perché quando avevano l'oggetto in mano questo si rompeva subito
e hanno scoperto che erano cadute alcune gocce di sudore dentro la ricetta e che ha rovinato tutto. Quindi anche l'attenzione a piccole cose così sembrano cose banali, in realtà ci vuole una precisione, un'attenzione estrema per non buttare via del materiale praticamente. E poi questo liquido, che tra l'altro devo stare presto a fare le foto perché viene fatto sul momento e devono versarlo subito, altrimenti si secca subito, per poi metterlo in forno, e non avevo molto tempo per fare le foto. Tra l'altro raramente mi fanno dei prodotti apposta per fare le foto, generalmente devo lavorare con quello che c'è, con quello che fanno, non ne fanno in più per me, e allora devo anche se sono 5 minuti, devo trovare in 5 minuti la soluzione per poter fare la foto. Questa è una foto che mi piace particolarmente. Questo è il forno aperto, quando hanno finito il lavoro, era tutto buio il resto, sì, una piccola luce che ho messo io, le luci dentro, però è un qualcosa che dà anche il senso di questo tipo di laboratorio, che è un po' molto artigianale, anche se fa dei prodotti industriali, però tutto quanto viene fatto a mano, uno per uno. E questi tutti i bidoni lasciati, sporchi lasciati lì, che poi vengono, quando li riusano, quella pellicola che vedete viene via subito perché ci mettono un prodotto per fare in modo che si stacchi facilmente dalla caraffa. Però era bello vedere tutte queste caraffe colorate, allineate. Oppure il banco di lavoro pieno di gocce di vari colori, oppure questi qua dove c'è scritto melone, limone, il nome dei colori praticamente, però allineati così dentro la fabbrica, contrastano con quello che si vede sullo sfondo. Hanno molto apprezzato anche quelle foto là, questa azienda, e fanno poi la biglia in ferro che avete visto, più o meno grande, il prodotto finale è questo, che non ho capito dove lo viene usato, perché è un pezzo di un componente di qualcosa. E questa è un'altra situazione strana, ho messo solo 2 foto anche abbastanza banali, e mi chiedevo, mi hanno chiamato a fare queste foto, è una cooperativa, e questi qua praticamente imbustano le stanghette degli occhiali o piegano il libretto di istruzione di qualcosa, e ma questi lavori qua in maniera automatica li possono fare ovunque. In realtà praticamente queste cooperative fanno le veci di alcune grandi aziende, tutte le grandi aziende devono avere una certa percentuale di persone o handicappati o ex alcolisti o carcerati, e ci deve essere una percentuale particolare nelle aziende di queste persone qua. Queste cooperative prendono la quota che deve essere in questa azienda e fanno lavorare le cooperative, quindi fanno dei lavori anche manuali, banali, però devono comunque fare dei lavori manuali questa gente, che magari non sono, dal punto di vista economico, non sono economici questi lavori, però sono economici dal punto di vista sociale praticamente. Sempre in queste aziende fanno, puoi vedere, questi puliscono i telai che servono per verniciare le stanghette degli occhiali. Allora, verniciano le stanghette degli occhiali, rimane incrostato sul colore, e poi non posso, per non comprare altri telai, la cosa migliore è scrostare il colore. Allora ci vuole qualcuno che o a caldo o a freddo va a scrostare questo colore su questi telai per poterli utilizzarli, perché poi si ispessiscono, quindi non passa più dentro il pezzo che devono verniciare e quindi non va più bene. E sono quelli che usano per andare a pitturare parti di occhiali. E qua sono passato volutamente dalle cose grandi e stiamo andando sempre più alle cose più piccole, per vedere come è anche abbastanza vario il mio lavoro. Ecco, questi sono gli oggetti che vi dicevo che poi vanno sverniciati. Sempre delle inquadrature particolari che trovo, che faccio. Questa vedete che poi viene staccato, è piccolissimo questo pezzo, qui sembra enorme, ma in realtà è quello che poi mettono sugli occhialini, sulle parti degli occhiali.
Qui invece è un forno per praticamente fanno una forma particolare, creano un metallo che usano per i dentisti, per il trapano dei dentisti, in pratica la testina del trapano deve essere fatta con un metallo particolare che viene creato qua, una lega particolare che diventa dura, che ha determinate caratteristiche. E questo forno mi sembra qualcosa così, una roba atomica, invece un forno che deve avere una temperatura particolare e condizioni particolari per fare queste cose qua. Il bello è che fanno queste cose qua col forno, poi tutto il resto viene fatto a mano. La pulitura, la verniciatura, il controllo di questi pezzi uno per uno viene fatto a mano dai dipendenti, quindi sono delle cose che magari tutto devono ancora essere fatte a mano, non possono essere automatizzate. Qui è sempre un'azienda che fa piccoli viti o comunque minuterie per occhiali, e la cosa che mi ha colpito quando ho cominciato a fare, quando sono andato la prima volta a fotografare queste cose qua, che per fare una vite piccolissima devo usare macchine enormi. Vedete, queste macchine enormi servono per fare dei pezzetti piccolissimi, ma farne tanti comunque. Sì, anche qui ho usato varie luci addirittura una l'ho messa dentro con la macchina ferma, per poter far vedere un po' tutto questa cosa qua, e non far vedere tutto però anche con un certo sapore, un certo carattere, non mettere la luce tanto per illuminare. Qui sempre le cose che vengono fatte a mano sono piccoli pezzi di occhiali che vengono pitturati singolarmente, o queste cose qua vengono fatte, io pensavo che fosse una cosa automatica, in realtà ci sono delle ragazze che vanno a metterci lo smalto e colorare gli occhiali a mano uno per uno. E questa sono delle perline che non mi ricordo dove vanno, e però questa ragazza praticamente prendeva queste perline una per una e controllava che non ci fossero bave e andava a tirare via col taglierino. Se io faccio questo lavoro qua, alla terza perlina butto via tutto, però è incredibile questa cosa. Questa è un signore di un'altra azienda che controlla una delle viti che vengono prodotte. Oppure questo dettaglio del nasello degli occhiali, della cerniera degli occhiali. E questo è un pezzo che viene prodotto in una di queste macchine enormi, che sono lunghe anche macchine, lunghe anche 8-10 metri, per produrre viti piccolissime. Questa è la macchina in funzione. Questo è un esempio. Qui sembra grande la vite, in realtà è quella che avete visto del signore che stava controllando. E poi passo a scusate, un piccolo preambolo. Una soddisfazione l'anno scorso, dopo anni che faccio questo tipo di fotografia, non è un concorso fotografico, non è un concorso, è una qualificazione. Tu mandi le tue foto all'associazione di fotografi professionisti europea, e questi decidono se tu sei un fotografo che sa fare, che è un'eccellenza o meno in quel tipo di attività o no. C'è la qualificazione italiana che l'ho fatta parecchi anni fa, e quest'anno ho detto ma provo, non ci credevo perché mando le mie foto, e ho avuto la qualificazione europea per la fotografia industriale. Una cosa che ho scoperto è che in Europa sono solo 4 fotografi che ce l'hanno, e lì non devi mandare le foto migliori che hai, ma devi mandare un pannello, lo chiamano così, un pannello con 12 foto che raccontino una storia e raccontino anche il tuo modo di lavorare. Le foto che ho mandato sono queste, le faccio vedere in sequenza adesso, che sono quelle fatte in acciaieria che vi dicevo prima, parte dell'acciaieria di Vicenza, fonderia, non acciaieria per essere precisi. Questo è lo scarico dello scarto dell'acciaio, la saldatura,
quelli che fanno le penne. Questo uno degli impianti di biogas o biometano che ho fotografato in Sicilia aveva questo, si chiama biodigestore, come praticamente il principio è quello dello stomaco di una mucca, solo che è enorme, e dentro c'erano degli operai che lavoravano, e ho fatto la foto di questi operai che stavano lavorando in questo. A me sembrava strano come stare dentro sembrava un sottomarino, qualcosa di stranissimo. E questa foto qua mi ha permesso di prendere il terzo premio al World Competition Photography, terzo premio italiano per la categoria commercial. Altre foto sempre di questa sequenza che ho dato. Le penne poi vanno pitturate. E anche qui sono passato dalle cose enormi alle cose piccole, volutamente. I pezzi di filo. E questa è l'ultima foto che ho messo come ultima, sono le cose inutili che faccio io, che però per me hanno un senso e sono importanti, insomma. Spero di non avervi annoiato. Io ho preparato queste foto vanellaiate, ma penso che bastino. Spero di avervi illustrato qual è il lavoro industriale che faccio io. Se avete domande sono qua a vostra disposizione. Basta, grazie dell'attenzione. Possiamo abbassare un po' il volume, grazie. Se qualcuno ha qualche domanda? Eccola qua. Ciao, quando hai iniziato a fare questo lavoro, conoscevi qualche fotografo anche più o meno famoso, più o meno locale, magari anche di livello internazionale, che ti ha colpito per il suo lavoro proprio in ambito di fotografia industriale, corporate? Diciamo, la storia della fotografia, cioè io da sempre faccio il fotografo, ma cerco sempre di guardare quello che fanno gli altri, quello che hanno fatto prima di me, e tutto questo accumulato mi permette di avere una visione particolare. Cioè, noi fotografiamo, dico sempre, noi fotografiamo quello che siamo, nel senso che noi vediamo delle cose perché le abbiamo in testa e siamo lì e le tiriamo fuori in quel momento lì. Se non abbiamo in testa niente, non tiriamo fuori niente. E quello che abbiamo detto dobbiamo continuamente alimentarlo attraverso il cinema, non solo la fotografia, il cinema, la musica, i libri, e tutte queste cose qua vengono fuori. Non so, in molte foto mi ritrovo Blade Runner, tanto per dire, quelle foto cupe dentro in fabbrica, situazioni così, è perché mi viene in mente l'idea di quello che ho visto lì o di certe cose. Poi fotografi che amo magari non fanno industriale, oppure l'hanno fatto e non lo sappiamo, perché c'è una biennale che fanno a Bologna, che è molto interessante. 2 anni fa sono andato a vedere, sempre dedicato alla foto industriale, sono andato a vedere le mostre e ho scoperto che Doisneau, il famoso fotografo francese del bacio a Parigi, in realtà lavorava molto per la Citroën e la Renault, e quindi faceva foto industriale. Lo stesso Luigi Ghirri, a parte le foto che conosco, che è uno dei fotografi che amo di più, ho scoperto che ha fatto un sacco di lavoro dentro la Ferrari, dentro l'Olivetti, e facevano dei lavori dentro in queste aziende. Purtroppo la fotografia industriale è meno nota rispetto ad altri settori, perché, come ho detto prima, spesso ti trovi a fare le foto e non puoi farle vedere, perché ci sono segreti, ci sono brevetti, ci sono delle cose delicate che non puoi divulgare, e quindi devi tenertele per te, o farle vedere solo una parte. E scopriamo queste cose, perché molti fotografi importanti in realtà parallelamente facevano anche il lavoro industriale. Ho risposto un po'? Sì, certo. Avrei anche un'altra domanda, ma è andato via per questo. Questo è da amatore, non da... Sì. Usi flash o usi luce di qualche altro genere? Qui uso 2-3 luci, punti luce da studio, perché adesso fanno quelle luci con la batteria,
che dura un sacco. Sono Dei 600 watt o 1200 watt, insomma, luci molto potenti, insomma, che si usano generalmente in studio fotografico per quella luce là, perché la luce, per controllare la luce, per addomesticare la luce che c'è e fare quello che vuoi tu, devi avere una luce molto potente, perché la luce ambiente devi sovrastare la luce ambiente per calibrare e fare la luce che vuoi tu, e per fare quello ci vogliono delle torce abbastanza potenti, dei cavalletti e dello spazio per metterle. Stranamente avete visto le foto dei cantieri, non ho foto fatte così, nei cantieri non puoi fare quelle cose là, perché ogni posto è pericoloso e ogni cosa che porti in più può essere un pericolo per me e per tutti gli altri, quindi lì devo fare per forza di cose le foto con quello che c'è. Sì, ma è luce continua o luce flash? No, luce flash. Basta. Grazie. E intanto volevo fare i complimenti per il lavoro, io seguo anche il tuo comparto paesaggistico e sì, insomma, dà grandi spunti. Mi chiedevo, nell'ambito industriale c'è tante linee, tanta geometria, tanti pattern e immagino anche che arrivando sul posto all'inizio si siano un attimo spaesati su come comporre uno scatto. Quanto cerchi subito queste geometrie, queste linee, queste prospettive un po' distorte, un po' per comporre la tua immagine? Di solito quando arrivo in un'azienda o in cantiere mi prendo del tempo, se mi prendo quel 20 minuti, mezz'oretta per girare, io dico per farmi l'occhio, per capire dove sono anche. Non puoi arrivare lì e poi metterti a fare foto subito, devi guardarti in giro sembra strano, ma ci vuole del tempo per cominciare a vedere le cose. C'è un mio carissimo amico che è qui questa sera che mi ha raccontato, questo qui è appassionato dei funghi, ha detto è la stessa cosa che faccio io, e mi diceva che quando arrivi nel bosco non è che tu vedi subito i funghi, devi aspettare quei 10 minuti, un quarto d'ora, cominci a vederli e pian piano vedi anche gli altri. Ecco, per me la foto è uguale, cioè non è che arrivo in un posto e scatto subito, arrivo, faccio il mio giro, a volte faccio il giro senza flash con la macchina luce ambiente per capire qualcosa e comincio pian piano a vedere delle cose e dopo è tutto un susseguire, dopo è automatico, riesci a... E poi un'altra cosa, se sei concentrato per vedere delle cose le vedi alla fine, devo fotografare i ritratti, so cosa vedere. Se sto facendo foto di ritratti è piuttosto complicato per me mollare tutto per fare la foto d'architettura perché me la chiedono o viceversa, perché la concentrazione per fare quel tipo di foto là è abbastanza alta e non dal punto di vista tecnico, proprio dal punto di vista mentale e visivo. Tu sei concentrato per fare il ritratto e non per fare l'architettura e viceversa. È vero che a volte quando vai in queste aziende qua devi avere la mente aperta perché sai che puoi fare il ritratto, il dettaglio, l'architettura, però ripeto, il mio metodo è quello di arrivare lì e passare una mezz'oretta per capire dove sono e dopo le cose arrivano. Proprio per la difficoltà di questo ambito fotografico, che spesso appunto si impara sul campo, non viene insegnato, c'è stato magari una delle prime volte dei momenti in cui o delle sessioni dove non hai portato a casa nulla e dove hai avuto delle delusioni, visto che abbiamo sentito una carrellata di successi o commesse portate a casa, ma io immagino ci sia anche qualche volta dove ho escluso l'inizio, dove... All'inizio io ho iniziato che avevo 23 anni, all'inizio non ricordo, ma sicuramente gli inizi sono sempre gli inizi. Capitano a volte delle incomprensioni, chiamiamole così. Mi è successo di fare delle foto, sono stato fino a Verona a fare delle foto di queste cisterne, ho usato le luci e tutto quanto, purtroppo per me, ma anche per chi le ha viste, le foto erano ottime, però non incontravano lo stile del committente. Per non far stare là tanto discutere, ho detto benissimo, quando è che posso tornare? Sono tornato a Verona,
fatte come voleva lui, va bene, ma è rarissimo. Il concetto è che devi agire prima. Io ho detto prima, non devi accontentarti di andare lì e fare quello che ti chiedono, ma devi essere propositivo e non passivo. Quindi se ti chiedono di fare le cose, io faccio un sacco di domande: per cosa dovete utilizzare le foto? Chi è, ad esempio, chi è che vi segue la comunicazione? Come usate le foto? E poi mettere ma secondo me potremmo fare anche questo. Allora, quando tu prima di fare il lavoro sei propositivo e gli dai delle idee, hai meno problemi dopo. Almeno questa è la mia esperienza. Se invece fai, mi hanno detto di fare questo, io faccio questo e basta. A volte è meglio fare anche mezza giornata in più per fare quello che volevi tu, perché sai che poi questa mezza giornata è ripagata, perché è tua, cioè hai fatto tu le cose, non è uguale alle altre. La mia esperienza è questa, insomma, diciamo dopo i primi proprio, ma non ho avuto problemi che il lavoro non andasse bene. E poi quando sei professionista, una delle più grandi differenze tra professionista e l'appassionato è che il professionista deve comunque e sempre portare a casa il lavoro, non ci sono storie, non è c'è stato il temporale, il terremoto, no, tu devi garantire il lavoro sempre. Questa è, se per caso qualcuno di voi non vuole passare a essere professionista, o se c'è un professionista qua, c'è un collega, sbaglio, Franco è... Ecco, così, il lavoro deve essere portato a casa. Ok. Qualcun altro? Tu Andrea non dovevi fare domande anche prima, Andrea. Io dovevo fare un sacco di domande, ma mi hai sempre anticipato con quello che hai spiegato, nel senso che per me era molto importante capire il rapporto che si crea con le persone che fotografi, quindi con i lavoratori, ma sei andato a fondo più di qualche volta parlando del rapporto che si crea, quindi l'unica cosa che mi viene da chiederti rispetto a questo è se ci sono dei rapporti che poi durano nel tempo, quindi se dopo magari cioè ci sono aziende dove torni da 10 anni, voglio dire, c'è ancora gente che ti vede, ti saluta, ciao Arcangelo, Questo è bello, perché i cantieri ad esempio che faccio sono, penso ormai una quindicina d'anni. Intanto è interessante quando trovi un'azienda dove dopo 15 anni trovi sempre le stesse persone, quindi vuol dire che stanno bene in quell'azienda lì. E poi quando arrivi ti fanno festa, ti battute o altro, però comunque è sempre interessante quando torni e hai questo rapporto del continuo, che può essere magari un rapporto di amicizia, però comunque sei ben voluto, ecco. Poi una cosa che non ho detto, forse mi rendo conto che la mia esperienza, anche se negativa, passata in fabbrica, i miei 8 anni in fabbrica, però mi ha permesso di capire quel mondo là. In qualche maniera io riesco a capire come muovermi dentro questi posti qua, cioè riesco a intuire le personalità, perlomeno non so come dire, l'ambiente com'è, e agisco di conseguenza. Forse questa cosa qua ti rimane dentro come esperienza e quindi riesci a muoverti con facilità, a essere più compreso, diciamo, ecco. Un'altra cosa, approfitto, era più una curiosità questa, ho visto che sei passato a usare vari tipi di ottiche, di attrezzature, diciamo, no? Nelle fotografie. Mi chiedevo se c'è una fotografia che ti è rimasta qua, che non sei riuscito a fare perché non avevi l'attrezzatura giusta quella volta, perché l'avevi dimenticata, oppure perché ancora non ce l'avevi, oppure perché ancora non esiste. Adesso sicuramente tantissime, sì. Adesso non mi viene in mente cose di preciso, ma sicuramente tante cose. Infatti dopo vai a casa e aggiungi quello che ti manca, perché sennò non riesci a fare. Prima, adesso io ho ad esempio obiettivi decentrabili che sono quelli per avere le linee dritte e non fare le linee storte. Prima non li avevo e ogni volta cercavo delle soluzioni finché quando vedi che manca qualcosa te lo prendi. E adesso la cosa più recente che ho preso, perché non potevo più dipendere da un altro, alla fine ho preso anche il drone per fare certe cose. Mi sono fatto il patentino prima, quello base, almeno farò anche quello successivo, però perché alla fine non posso
avere delle cose da fare e non poterle fare, o perché il collega a cui mi affidavo non è disponibile perché non posso chiamarlo ogni volta che serve a me, o perché proprio sono lì e ho voglia di fare quella foto là con quel mezzo là, insomma, ecco. Però sicuramente adesso non mi viene di cose di preciso, ma tantissime sicuramente. Poi ogni volta che vengo a casa col lavoro, non è che io sia soddisfatto ogni volta che vengo a casa, sarà il mio carattere, non vedo quello che ho fatto di buono, vedo quello che manca, quello che potevo fare meglio, quello che ho mancato, quella foto che è leggermente sfocata o mossa e potevo stare più attento. Io guardo sempre quelle cose là quando torno a casa da un lavoro, non torno a casa a dire wow, bellissimo, ho fatto un lavoro, sono soddisfattissimo, no. Poi magari dopo quel tempo vedo le foto finali, sono contento, però all'inizio quando arrivo a casa, spesso arrivo a casa sempre un po' nervoso perché potevo stare più attento a fare quella cosa là piuttosto che l'altra. Quello sì anche. Qualcun altro? Ti faccio... Non mi è piaciuto perché erano tutti zitti, ma... Direi che questo risponde alla tua domanda. Ultimissima a questo punto, non so, una curiosità, se hai trovato delle affinità tra forse le tue due grosse produzioni, quindi tra la fotografia industriale cosiddetta e la fotografia paesaggistica. Le affinità sono sempre comunque il legame per me è il lavoro, perché nei paesaggi che faccio c'è sempre il paesaggio comunque costruito dall'uomo. E quindi non ho messe però che fanno parte del mio lavoro, delle mie foto sul lavoro, ci sono anche le foto delle vendemmie sulle colline cosiddette eroiche, dei lavori sulle colline cosiddette eroiche, e anche lì è un lavoro, vabbè, ogni tanto mi viene in mente di fare le cose per ricerche personali, cose personali, e certe cose le ho fatte, poi le ho pubblicate perché ho chiesto io, ma dov'è che fanno la vendemmia con questa cosa, dov'è che sono le rive più ripide? Dopo aver fatto queste foto qua, me le hanno chieste e le hanno pubblicate, e comunque è sempre la voglia di documentare chi fa fatica per fare qualcosa. Noi vediamo le colline tutte belle, altro, però magari pochi di noi sanno quanto lavoro c'è dietro per tenerle così. E quindi quello che faccio io è documentare anche il lavoro di questa cosa qua, quindi l'affinità forse è questa tra il paesaggio e il lavoro in azienda. C'è sempre il lavoro dell'uomo che in qualche maniera va a costruire qualcosa. Ho risposto? Sì, anche se no, hai risposto perfettamente. Mi chiedevo se ci fosse qualche tipo di affinità dal punto di vista della tecnica e della costruzione dell'immagine. No, sono due cose diverse, diciamo, cioè come ho detto prima, quando esco per fare foto di paesaggio non vado a testa per fare foto industriali e viceversa. Capita a volte invece che faccio servizio, vado a Bolzano, a Trento, a Torino a fare il servizio, e magari mentre nella strada di ritorno vedo qualcosa e anche se sono stanco mi fermo e vado a fare la foto di quella situazione là, di quel lago, di quel ponte che... Ecco, però ho già finito di fare le altre foto, difficile che io riesca a pensare a qualcos'altro mentre sto facendo quello. Non sono multitasking, ecco, dal punto di vista. Va bene, se non avete altre domande, io libererei l'Arcangelo. Grazie intanto per l'attenzione. Grazie a tutti di essere venuti questa sera, grazie Arcangelo per la disponibilità che ha dimostrato. Vi invito a seguirci sul nostro sito inquadro.info per avere notizie su quello che facciamo serate o con gli autori oppure di fotografie di viaggio, fuori trovate il programma fino a dicembre e basta. Se volete seguirci c'è anche la pagina Facebook per poter restare sempre informati su tutte le nostre attività. Grazie ancora e alla prossima volta. Buona serata.